Benvenuti in questo nuovo video e bentornati alla 2026 Platinum Crest. Oggi faremo una recension completa di questa nuova auto, del suo straordinario design esterno e il suo interno ricco di lusso, passando per le prestazioni, la sensazione di guida infinitamente sorpresi. Prestate con fino alla fine perché la nuova Platinum Crest 2026 è destinata a diventare un punto di riferimento nella sua categoria. Parlando dell'esterno, questa vettura cattera l'attenzione fin dal primo guardo. Il nuovo frontal con briglia crystal chevron, ai fari LED sottili il cofano aerodinamico creano un look moderno e premium. Nel profilo laterale troviamo linee muscolose, furniture cromatici in lega da vista polliciceli conferiscono una presenza sportiva ed elegante, sia in città che in autostrada. Sul posteriore, la light bar è stata legata, gli indicatori dinamici e lo stile di doppio ricordano e questa auto è un'identità davvero crossover di lusso. In mezzo è tanto previsto per il 2026, il design della Platinum Crest spicca perché combina tecnologia moderna con un look solido e classico. Passando agli interni, questa è sicuramente la parte più affascinante dell'auto. Appena entrati, il silenziatore dell'abitacolo e il guidato, insieme ai sedili in morbida pennacca, il cruscotto pulito liner, e l'illuminazione ambientale il nuovo display infotainment da pahala, a policy. Il quadro strumenti digitali mostra dati di guida ad alta risoluzione, menu interattivi e notifiche assistite dall'IA. Ai sedili anteriori sono sia riscaldati che ventilati, mentre quelli posteriori offrono più spazio per le gambe e funzione reclinabile, rendendola ideale per famiglie e langhi. Il tetto panoramico, le telecamere e consigliati, la ricarica wireless e il sistema audio surround con dato altoparlanti completano un ambiente davvero premium. Parlando delle prestazioni, la Platinum Crest 2026 offre motorizzazioni. La prima è un 10.2 turbodata sia 40 cavalli, mentre la seconda è una versione ibrida da 16 cavalli che accelera da 2,7 km sia in soli 1 secondi. Il sistema di sospensioni assorbisce completamente le imperfezioni stradali e la stabilità in autostrada è impressionante. Dispone inoltre di diverse modalità di guida, Eco, Sport, Comfort e Smart. Quest'ultima capacity adatta automaticamente il comportamento dell'auto e le condizioni del momento. Anche i consumi sono molto competitivi, soprattutto nella variante ibrida, ideale per i lunghi viaggi. Per quanto riguarda il prezzo, la 2026 Platinum Crest parte da circa $39,2 per la versione base, mentre la variante ibrida top di gamma arriva a circa $48,2. Considerando caratteristiche, comfort e prestazioni, il prezzo è considerato molto equilibrato all'interno del mercato. Spero che questa recension completa vi sia piaciuta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate della nuova Platinum Crest 2026. Ci vediamo nel prossimo video, e presto!